Hola esploratori, mi sto recando a piedi in una località che visiteremo per un sopralluogo oggi. Mi tocca andare a piedi perché purtroppo non c'è posto dove parcheggiare ed essendo qua vicino casa andrò a piedi. Ci vedremo lungo il cammino, in alcuni posti, diciamo per i campi, e poi dopo punterò verso la località che dovremo visitare. Qui è un pezzo della strada che sto percorrendo, sono tutte case molto antiche, quasi tutte, perché vedete ci sono ogni tanto qualche casa nuova di nuova costruzione. Mi sto avviando verso il castello. È peccato non avere permesso di poterci entrare perché sarebbe molto interessante da visitare. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere un poco più avanti. Quando arriverò, adesso chiudo, più avanti vi accendo e vedremo se riesco a portarlo verso il castello. Qui abbiamo il boschetto del castello, il muro che costeggia il fiume e più avanti c'è l'imboccatura per entrare all'interno. Questa palazzina, questa casotta grande, gialla, che ho di fronte, e si dice che sia infestata. Non so a chi appartenga in questo momento, è comunque chiusa, è possibile poterci entrare, viene utilizzata solitamente per le feste del paese, quindi ci vanno a mangiare nel cortile sul davanti. Sarebbe interessante poter visitare anche questa, ma dovrei riuscire a beccare il proprietario. Vedete qua sono tutte case vecchie, anche questa c'è una in vendita. Questa anche potrebbe essere interessante. Queste sono tutte case molto antiche. Questa penso fosse stata la stalla, credo, del castello. Era anche l'entrata principale del paese, c'è ancora la targa con il paese, ormai quasi c'è il nome del paese quasi cancellato. Adesso attraverso e c'è ancora praticamente il muretto che costeggia il fiume, che è un po' diciamo il fosso di protezione del castello quando era il periodo medievale praticamente. Qua ci avviciniamo all'entrata. Che comunque non è questa la località che andremo a visitare per fare una sessione. Questo sarebbe solo un sogno di poterci entrare se riuscissi a trovare i conti, che volendo potrei anche trovarlo. Il mio problema è che non credo che mi daranno il permesso di poter entrare. Se non sbaglio hanno già dato tempo fa, ecco qui l'entrata per il castello del paese, il corridoio, i cortili, quello è ancora comunque abitato, non dai conti del castello ma dai gli affittuari che sono praticamente in quelle case che si intravedono tra gli alberi. Tutte quelle case lì sono abitate e lì si entra nel castello, nel cortile, per andare all'interno del cortile. Queste dovevano essere tutte, credo, case. Questa è la famosa casa che vedevamo prima gialla, quella famosa che dicono che sia infestata e che si usa per le feste. Questo cortile di solito viene usato per le feste e sarebbe molto interessante poterci entrare, ma purtroppo non credo. Qui ci sono altre case molto vecchie, antiche, abitate tuttora, veramente molto carine. Sarebbe molto bello poterci entrare sinceramente, ma mi dovrei conoscere, devo chiedere ai miei amici qua del paese per poterci entrare. Andiamo avanti verso la meta. Qua vedete ancora case che fanno parte dei
di coloro che affittano le case al Conti. Qui un'altra strada per andare verso la mia meta, e sono ancora un paio, forse 2-3 chilometri da fare prima di arrivare alla location, come si suol dire, no? E vediamo. Lungo la strada qui ci sono più case nuove, la zona nuova, diciamo, del paese, per cui non c'è roba molto interessante. Però più avanti ricomincia la storia. Qui siamo usciti dal paese, abbiamo tutta zona campi, ultime case, e ci avviamo verso la nostra meta. Abbiamo ancora un po' di chilometri prima di arrivare. A me piace camminare, quindi non mi pesa. È un po' strano forse vedere che una cammina con la telecamera in mano. Ecco, quello sì, sicuramente. Ok, adesso spegniamo e facciamo un altro tratto a piedi. Prima però vi faccio vedere le ultime case e i campi. Sia stato il Dio camminare qua, ragazzi, una via quasi deserta da Dio. Qui siamo in pieno campo, proprio campi in ogni dove, un po' lontani dalle abitazioni. Ecco, c'è una panoramica del paese davanti, c'è il luogo che dovremo visitare lì, la notte fonda. C'è parecchio vento, spero che non influisca sull'audio. Ecco, questa in fondo è la nostra meta notturna. Vedremo stanotte cosa troveremo. Adesso vedo se riesco ad avvicinarmi e a prenderlo più da vicino, senza prendere le case vicine e senza prendere le auto, furgoni e via dicendo. Eccoci qua, siamo quasi arrivati. Ecco la location in pieno giorno. Là c'è una specie di stalla o magazzino. Qui praticamente in alto, dove vedete che è crollato il tetto, alcuni ragazzi, dove ci sono praticamente l'erba piante, i ragazzi delle ombre bianche che si affacciavano a guardare giù i ragazzi che si erano avvicinati. È fatiscente, è mezza crollata, quindi dubito che riusciremo a entrare all'interno della location. Questa è la famosa Filanda. Questa qui era praticamente l'azienda del signorotto che aveva la casa poco più avanti, la villa che è uscita anche sul Messaggero, in cui praticamente si dice che sia abitata dagli spiriti. Ecco qua, questo peluche che vedete è il coprimicrofono, perché qua c'è vento, altrimenti non sentite quello che dico. Ecco qua, vedete dietro, praticamente non è recintata la casa, però c'è erba alta, sarà un'impresa poterci entrare stanotte, se riusciamo stanotte, altrimenti un'altra notte, perché è dura l'avventura qua. Questo è il retro dell'edificio, sempre con questa stalla o magazzino, non si capisce bene cos'è. L'erba è altissima, sarà veramente un'impresa poterci entrare. Noi cercheremo stanotte di avvicinarci il più possibile, insomma, non lo so, vedremo, ci riusciremo. Qua c'è il ponte col fiume, come sanno tutti, quando c'è acqua nelle vicinanze di un edificio le energie sono molto più intense, molto più forti. Vediamo, questo è un antico ponte. E dovrebbe passare questo fiume, dicono perlomeno,
dovrebbero passare praticamente dalla casa degli spiriti, nella villa degli spiriti, Villa Grassi. Questo è sul suo ponte, si vede. Molto bello. Questo dietro, il fiume che passa, adesso chiudo perché ci sono case private e non mi va che si vedano. Allora, questa è di nuovo Villa Grassi dietro, come vedete. Ecco, davanti c'è la statale dove c'è l'ingresso principale, dopo vedo se riesco ad andare avanti. Qui aspetta che si muove, vi farle vedere. E qua c'è la chiesa e vi assicuro che qua c'è un ponticello antico, vedete? Un ponticello che risale ai tempi che furono. Qua c'è la chiesa e vi assicuro che intorno alla chiesa non è tanto tranquillo di notte, non per gli umani, ma per chi non è umano. Adesso chiudo di nuovo e vado a vedere adesso la statale, se riusciamo a inquadrare il portone principale. Ecco qua la nostra location futura, se riusciremo a trovare. Questa è la casa degli spiriti, quella che è uscita sul Messaggero Veneto nel 2011. Si diceva appunto che deve esserci entrata anche una medium, almeno così diceva l'articolo. Vedete la fontanella che funziona, il prato è curato, quindi vuol dire che il proprietario se ne prende cura, però peccato che non si può entrare. Una nottatina qui la passerei volentieri. Questo è il cancello di entrata, come vedete, stupendo, bellissimo, le colonne, eccole qua. Vediamo se riesco ad allontanarmi un po' di più. Questo è il ponticello che porta, alla villa. Questo è il cancello, stupendo, le colonne, vedete? E questa è la famosa villa degli spiriti.